Tu hai mai creato qualche esercizio proprio specificamente per un determinato disturbo? Sì, allora cioè, anche questo viene sempre surrogato da pareri medici. Certo. Io ho avuto un'intossicazione al fegato tanti anni fa e ovviamente il mio epatologo mi ha dato tutte le cure possibili, ma ho un dolore al fegato terribile. Tutte le volte che io andavo in acqua facevo un certo stile che si chiama elica nora, cioè è difficile spiegarlo adesso, però io uscivo, io facevo un sacco di vasche, uscivo e non avevo più il dolore. Va bene, passati i giorni, il medico è venuto, mi ha detto ha preso tutte le medicine, io tra l'altro le medicine ne prendo pochissimo, quindi avevo saltato. E poi un po' vergognando mi dico forse sono matta, comunque glielo dico. Dico senta professore, ma io ogni volta che faccio questo esercizio, un po' più di volte, io esco e non ho più il dolore, ma cos'è? E lui mi ha detto, guardi, lei ha trovato il modo di fare il massaggio al fegato, che è impossibile. Il fegato si può leggermente, con una buona mano medica, palpare, alzando un po' le costole fluttuanti, eccetera, ma non si può massaggiare perché proprio sotto è bello coperto. E invece, girando così, facciamo un esercizio con le nostre stesse costole, lo massaggiamo in qualche modo, e quindi veniva fuori questo discorso di appunto che era così smaltito tutto quello che era dolore eccetera, ma anche diciamo veniva molto meglio un discorso di diuresi eccetera eccetera, insomma era tutto completo. Abbiamo delle posizioni in acqua assolutamente impossibili da fare fuori dall'acqua, insomma. Sì, io volevo dire C'è il dottor soltanto Finucci che... sì, volevo dire che è molto importante il fatto, come ha appena detto lei, appunto, che devono essere seguite le persone, non si può fare un esercizio che può essere No. valido per tutte le persone No, che hanno è problemi che vero. sono molto diversi da di loro, quindi seguire Ma le persone, scherziamo? dare degli esercizi che sono specifici, cioè la specificità di Bravo. intervento è fondamentale, sì, questo volevo Sì, dire e poi il anche io. ritmo, perché tante volte, per esempio, le donne incinta possono fare tutto, però il ritmo, loro, a parte che autonomamente loro sanno che quelle cose che non devono fare, però il ritmo è completamente diverso da Certo. una donna invece che non... Se no rischiamo le doglie in acqua qui, eh. Dico, Sì, rischiamo sì, le doglie sì. in acqua. No, ma io faccio molti corsi per le donne Esatto. incinte, è fantastico. Senti, Eleonora, E poi ci sono esercizi per i maschietti con la pancia, quelli che vogliamo levare un po' di pancetta ai maschietti. però poi c'è, infatti quello lì del discorso, la pancia dei maschietti spesso poi è controindicata la stessa pancia proprio per quanto riguarda i problemi della colonna vertebrale, perciò diciamo eliminando la pancia di riflesso si attutiscono Certo. sicuramente i problemi alla colonna, Sì, giusto? sì, sì. Il No, ma dottor per Finucci mi esempio conferma. gli obesi in acqua galleggiano di più e hanno, per esempio in acqua un obeso può fare jogging fuori dall'acqua, può avere anche dei problemi al cuore perché ovviamente il peso è ingombrante. Dipende chiaramente eccetera. dall'obesità, perché se Giuliano Ferrara entra in acqua ovviamente tutti staressero senza acqua. No, il contrario, siamo tutti inondati d'acqua. No, vabbè, Perché l'acqua in questo caso stavo scherzando chiaramente No, per no, Giuliano. scherzo Perché... anch'io, certo. No, anzi, i più grassi sono, più sono adatti a fare ginnastica in acqua, perché ovviamente galleggiano di più e possono fare dei movimenti che normalmente non possono fare, quindi bruciano molto più grassi, no? Eccetera, eccetera. Certamente, Comunque fatevi delle domande poi specifiche. naturalmente Eleonora, a vedere te praticamente sei un po' come dire l'emblema della forma fisica. Ma non solo, guarda, io sono la tua panacea, il non tuo elisir sicuramente è sì. il fatto di fare gym nuoto, appunto di stare in acqua. Ginnastica in acqua fatta bene, sì. Infatti vedere perché è un abbandono, poi voi sapete meglio di me che appunto il professore sicuramente saprà che non si capisce, ancora gli psichiatri non capiscono come mai una persona che entra in acqua, sempre che non abbia paura, immersa fino al collo, ha un battito cardiaco che rallenta. Se addirittura mette la testa sott'acqua rallenta ancora di più e probabilmente è un ricordo del liquido amniotico perché non ci sono spiegazioni, no? Quindi è bellissimo riuscire a rilassarsi, abbandonarsi, è una libertà che nel mondo di oggi non ci permette insomma di ritrovare. Certo. Io adoro l'acqua. Perciò diciamo Sì. che sicuramente, ecco, per concludere, il gym nuoto è sicuramente una delle forme sportive, soprattutto tra gli sport acquatici, che sicuramente è terapeutico, sempre se fatto bene, chiaramente bene, seguendo soggettivamente appunto e mai facendo una terapia come dire Di massa. un tipo sì, di massa, un tipo di
insegnamento appunto rivolto a tutti, perché magari cercando di valutare specificamente appunto caso per caso. Sì, ma poi ripeto, la psiche è importante, bisogna trovare degli esercizi per uomo, degli esercizi per donna, certo, esercizi per bambini, per la donna anziana oppure i senior che vogliono nuotare. Io faccio tutte queste categorie divise, poi io uso un triangolo che è un attrezzo brevettato ed è equilatero, per cui se tengono male questo triangolo si vede dall'esterno. Però lo conosco, perché era una tua cartolina, mi sembra, una volta. Sì. E c'è questo triangolo che aiuta l'insegnante a riconoscere la postura errata della persona che sta in acqua, ecco. Va bene. Eleonora, io ti ringrazio tantissimo per questa tua testimonianza, insomma, autorevole, perché sei una persona, insomma... Vi invito tutti in acqua, vi invito sul mio sito e iscrivetemi, eleonoravallone.it. E ricordiamo appunto www.eleonoravallone.it. Esatto. Perfetto, e io ti ringrazio di nuovo tanto. Vi ringrazio anche voi. Ci sentiamo prestissimo di nuovo. Grazie Eleonora Vallone. Professore, arrivederci. Spero che venga a provare qualche esercizio con me allora. Esatto, grazie, arrivederci. Di nuovo Eleonora, grazie ciao, di nuovo Eleonora Vallone, voi. Grazie ciao. mille. Ciao. Bene, salutiamo Eleonora Vallone. La linea passa nuovamente a Max Giurastante in cabina di regia. Radio Roma, al centro della musica. Da Radio Roma, la radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo, in un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. Radio Roma. Radio Roma.